Buonasera a tutti, voglio e forza Napoli sempre. Ancora una volta un'altra live di notte. Facciamo i turni notte, ci dedichiamo una mezz'oretta a fare questo live e, e vi voglio leggere una lettera scritta da un mio carissimo amico speciale. Questo carissimo mio amico speciale, diciamo che si trova su una sedia a rotelle. Questo già mi squarta il cuore. E, e mi ha chiesto se io potevo mandargli una lettera per quanto riguarda il razzismo. Questa lettera ciao raga, mo ho azionato la chat. Questa lettera per il razzismo che questo mio amico mi ha mandato, ve la voglio leggere ed è dedicata a tutta la categoria dei tifosi, tutta. Questo mio amico si chiama Carmine Morelli, che saluto con un bacione forte forte. Questo mio amico purtroppo ha avuto la sfortuna di non essere come noi, di dare calci al pallone oppure giocare come fanno tutti i nostri amici. Ciao raga, non vi saluto perché voglio prima leggervi questa lettera. E quindi ha avuto la sfortuna di non essere come noi. E quindi questa lettera contro il razzismo mi ha scritto queste righe qua. Ciao a tutti. Scrivo questa lettera per fare un appello a tutti i tifosi di calcio. Mi chiamo Carmine Morelli. Sono un ragazzo di 23 anni e sono di Napoli, città che ormai è chiamata alla catastrofe nella maggior parte degli stati italiani. Quel coro Vesuvio lavali col fuoco è un diabolico inno alla morte. Si vuole la distruzione di un popolo, ma ci rendiamo conto? Il calcio prima era uno sport, ora non si sa più cosa sia. Io, come tanti altri napoletani, non mi sono mai permesso di augurare il male a un romano, a un milanese e a tanti altri, perché tifano un'altra squadra o perché avessero una cultura diversa. Io vorrei davvero con tutto il cuore che il calcio tornasse ad essere divertimento, che allo stadio ci possa tornare le famiglie senza più aver paura. Perciò io dico viva il divertimento, la fratellanza, lo stare insieme, abbasso i cori razzisti, abbasso l'inciviltà. Ecco raga, questa lettera che ha scritto il mio amico Carmine Morelli la vorrei dedicare a tutti quanti quelli che puntualmente ci invocano il Vesuvio e ovviamente ci augurano disgrazie e tante cose brutte. Quindi lo sport, come ha detto il mio amico, questo mio amico, come vi ho detto, è una persona molto speciale, una persona che non ha la possibilità come noi di camminare sulle sue gambe perché si trova su una sedia a rotelle, e quindi un pensiero va a lui particolare e che il Signore stia vicino a lui e tante persone che soffrono come lui e che effettivamente non possono essere come lui. E poi alla fine
prima loro e poi veniamo noi. Quindi niente, questa lettera voglio far riflettere a tanti di voi che siete cattivi d'animo, sì, siete pezzi di merda dentro, siete cattivi dentro, proprio la malignità vi mangia, quindi riflettete che queste parole qua non ve le ha scritte una semplice persona, ma una persona speciale. Quindi riflettete prima, riflettete a tutto quello che vi ho letto e che mi ha scritto questo mio carissimo amico che saluto con un bacio affettuoso. Tutto qua. Ciao raga, ovviamente raga io vi leggo i messaggi vostri, mi saluti, se sto leggendo la lettera, come vi saluto a voce? Arruga i negri, no, non facciamo tutto un'erba un solo fascio, non facciamo tutto un'erba un solo fascio. Ricorda l'altra volta Andrea Fardo me saluti a me. Dino così, forza Napoli. Ciao Andrea. Roberto Coppola, ciao Roberto. Ciao Vaiu. Ci facciamo una mezz'oretta insieme. Però picciamo a cucò. A me ni, poi non lo so. I favori razzisti contro il Napoli è un coglione bambino. Ma non è il fatto di farli contro il Napoli, no, di non farli proprio, che è diverso. Non so se mi spiego, non è che non farli solo verso il mio popolo, proprio di non farli proprio, che è totalmente diverso. Ciao Luca. Nick, voglio, se vi volete far salutare, io vi voglio bene, ma cagnate sto cazzo di nickname che mi ha mandato un manicomio. È bello rifrato. Ciao Alberto. Luigi, ma tu fatichi troppo assai, lui, a fatica, come si dice? Win fa sangue, e a fatica fai tu sangue. Catanzaro, ma vai a dormire. Dai, raga, non litigate in questo live. Sti cazzi no, mi voglio pure salutare. Sti bippe no. Ma voi tenete, per esempio, quello che c'è la maglia di Milik, 99. Nick Tammare. Come che dici che è Chanel? Allora mi saluti col nome di Leonardo. Ciao Leonardo. Vabbè, mo sì, ma mettete 23 notti al mese. Saluti. Ercolini, fammi un pochino. Raga, dai, siamo in live. Alessandro Colombelli. Ciao Alessandro. Raga, ieri a proposito, io ho visto il gol di Insigne, un grande gol, un capolavoro. Ho visto la replica della partita, un po' la sintesi della partita di ieri della nazionale. Insigne migliora sempre di più, su questo c'è da dire, però vi dico una cosa, dico agli amanti di Insigne, perché io Insigne, come vi ho detto e ve lo ripeto, a me mi piace, un grande giocatore, ha migliorato molto pure nella fase difensiva, però voglio, parlo dei tifosi del Napoli, cerchiamo un po' di non farlo esaltare, perché chi là come si esalta un po' l'avete perso, chi già quindi andiamoci piano in Italia.
Roberto Coppa Domi ti saluta anche Carmine Santoro, buatti schiettate. Ciao Carlo, Cosenza nel cuore. Quando saluto poi perdo il filo del discorso. Sto dicendo, ma ho sentito, a parte che farò un video, non live, farò un video su quanto riguarda la maglia numero 10 a Insigne. Voglio, non corriamo troppo, per piacere, ma avete capito la maglia numero 10 nel Napoli a Insigne? Applaudiamo il numero 24, basta così, maglia numero 24 a Napoli. Basta così, la 10 deve stare in cassaforte e non si là perché non c'è nessuno che la può indossare per i miei gusti. Ciro Donato Inglese è un amico, ovviamente, lui è un youtuber, anche lui, YouTube molto ma molto conosciuto, tifoso interista. Fede diversa, ma siamo amici, così mi è simpatico, lo seguo molto spesso. Molti di loro in qualche video dicevano tu copi Donato Inglese, ma ha ragione a Donato Inglese. Io sono Domenico Covu e non copio a nessuno. Io mi copio io stesso, sono chi stesso che mi copio. Faccio la clonazione. Carmine Santoro è un leone come Domenico. A parte che io non sono un leone. Ovviamente non mi ritengo nemmeno un coniglio, però poi parliamo, stiamo nella live, non nominiamo ovviamente altre persone che non ci rappresentano in questo momento nella live. Chi è Gabriele Caccavallo? Ciao Gabriele, un saluto anche a te e a tutta Cicciano. Raga, si sta insultando. Catanzaro noi udiamo i disonesti, vai. Catanzaro, e fu bravo, fai bravo. Allora raga, a parte che non sta insultando Catanzaro, sta dicendo giustamente un po' di moderazione con il linguaggio. Mettete un bip quando parlate, come faccio io, il bip. C'è brutto bip, avete capito? È così. Dammi saluti da Giovanna De... Ok. Dammi saluti da Giovanna De Martis, una mia amica che sta vicino a me. Ciao Andrea Fere e Giovanna De Martis. Ciao, un abbraccio. Allora, ciao da me, un saluto da Napoli. A proposito, oggi, ciao Maria Grazia, sì, oggi è Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio di Padova, Sant'Antonio Abate viene il 17 gennaio, Sant'Antonio di Padova, oggi è pure l'onomastico di mia moglie, quindi faccio tanti auguri a mia moglie e tanti auguri a tutti quelli che festeggiano Sant'Antonio di Padova, vi ho prima Sant'Antonio Abate. Sant'Antonio Abate è il mio santo preferito, che si festeggia al mio paese, Cicciano, e quindi faccio tantissimi auguri e per 100 anni. Fatti pagare i saluti, vedi che non li chiedono. Luigi, oggi proprio vi saluti, oggi proprio. Ciao Antonella Calucci, ciao, grazie mille. Grazie mille amore. Antonio Rocco, auguri a tutti questi che gli fanno i fighetti dietro una tastiera
La cadenza non dare tanto peso, dai. Raga, io abbiamo voluto appiccicarlo con coppa. Auguri da Antonio, saluta Antonio. Auguri ad Antonio, saluta Antonio. Saluta Antonio. Questo che ne ha fatti vedere tu che ti spacco di schiaffi per minchia di 10 anni. Ah, voglio Maronna, ma pure in da live vado a piccicare. Ma com'è possibile? Ma è possibile? Che pure in da live mi vado a piccicare. Ma è possibile che era la live per far piccicare? E loro tanto vale la pena che mi aravano, come si dice, un bello ringo, magari faccio una cosa di sorte. Scusatemi. Ma com'è possibile? Gli faccio la live pulita a piccicare. Non va appiccicato. US Catanzaro. Facite bravo tutto quanto. Stavo scherzando. Stavo scherzando con you. Ti rispetto su Facebook. Salutare. Ma è Catanzaro. Ma io, è Catanzaro, è dritto. Catanzaro, visto che a Napoli l'onomastica è quasi più importante del compleanno, quando viene San Diego si ricorda Maradona. Bravo, bravo Maria Grazia, esatto. Io non ho insultato i napoletani. Ho fatto una volta, ti ordino di bannarmi. Io, raga, ma io non voglio bannare nessuno, però non litigate, dai. Domenica, visto che il Milan ha comprato Andrea Silva, sì, Gabriele, o Milan si sta una pazza gioia. Allora, ragazzi, non la smettete, vi dico la verità, perché se dobbiamo fare, allora, se dobbiamo fare il live, io lo voglio fare pure il live, però, raga, se no poi vi blocco l'ID e non vi faccio commentare più, per piacere, ve lo sto cercando io a voi per piacere, vedete? Perché alla fine è un live, uno saluta, una dice la parola, ma si poggia a leggere i commenti che vi insultate, non riesco a leggere le persone che fanno un commento serio, e no, voglio, vi banno dal live. Voglio, facete, ma io non voglio bannare. Allora, io faccio la live, ve lo dico sempre tante volte, perché ieri pure un mio amico tifoso della Juventus sul mio canale disse: da me fai bene a fare molto spesso le live, fai molto spesso le live perché giustamente anche quelli che mi vedono realmente come sono, se sono simpatico oppure fingo in un video di 10 minuti, un quarto d'ora, fingo, invece no, io così sono, vedete come mi vedete e così faccio il video che alla fine andate a vedere quando è pronto. Quindi io così sono, questa è la diretta live e così mi vedete come sto, con la bandiera, dai qua. Ancona, Napoli, Canada. Dai, sono pure io calabrese, lasciali perdere, basta che... Vabbè, parlo adesso e non parlo più. Chiunque di voi abbia problemi verso di me mi aggiunga su Facebook, Salvatore, e ne parliamo, a posto, non parlo più. Catanzaro, allora ascolta, che tu sei tifoso raro, Bendus, questo l'ho capito. Stai nel mio canale perché
non hai mai offeso, giustamente, queste cose qua, però come ti ho detto, non voglio che dovete fare discussioni nel live, perché siate fare discussioni, nel live no, vi banno. E quindi Andrei mi ha chiesto, amico tuo, sempre Secchi G. Io saccio solo Sicchi Lut. Non conosco Secchi G. Saccio solo i Sicchi Lut. Tu mi fai salutare sto Sicchi G. E ci sono dei Sicchi Lut, Sicchi Lut, Sicchi G. Boh. Angelo D'Ambrosio, cosa ne penso del Casolino? Casolino è un tabù da svelare, è un tabù da svelare. Domi, l'anno prossimo il primo, il terzo posto non fanno i preliminari. Che ne pensi tu? Sì, allora, mo vi spiego subito. L'anno prossimo il primo, secondo e terzo non faranno i preliminari di Champions League. Il quarto andrà a fare i preliminari di Champions League perché il Racing come si dice, merito alla Juventus, ci ha fatto salire e quindi tre vanno dirette, la quarta va a fare i preliminari di Champions League, la quinta e la sesta vanno dirette in Europa League, la settima va a fare i preliminari di Europa League. Non so se mi sono spiegato. La passione per il Napoli me l'ha trasmessa mio padre, è successo lo Allora, questa è una bella domanda, Maria Grazia. Ti voglio rispondere, la passione del Napoli me l'ha trasmessa mio padre. È successo lo stesso con te? Cara Maria Grazia, ti dico no, perché mio padre è un rubentino siccheloso. Te lo garantisco. Però non è accanito, figurato che manca la Champions League si è visto. È simpatizzante della Juve. Io ho trasmesso la passione a mio figlio, Maria Gra. Io l'ho trasmessa, lui ama il Napoli adesso, ma effettivamente non gli dico niente più se lo vede lui. Gabriele Caccavale, sempre e solo forza. Infatti dovrei farle più spesso le live. Raga, io le faccio se faccio le live, come ha detto ieri un tifoso della Juve, Palermo, mi ricordo solo, si chiama Palermo e non mi ricordo il nome, sì, disse, falle più spesso così almeno ti conoscono meglio per come sei. Ma mi fa piacere che voi mi conoscete meglio, perché molti di voi si pensano che io sono cattivo. No, invece io sono alla portata. Io sono alla portata. Come vi comportate? Io così mi comporto. Se voi vedo che mi offendete, vedete questa faccia bella che ride, accompagna bene, questa faccia sorridente. E poi gli occhi, la pupilla, diciamo, il lato bianco degli occhi si fa rosso. E quindi Tina Di Palma, buonanotte. Buonanotte a te, Tina, sempre Forza Napoli. Franci Game 04, sempre e dovunque Forza Napoli. Domenica mi diverto tanto a stare qua con te. Mi diverto. Grazie Kevin, il numero 9. Ma è il numero 9, non è uguale. E allora come sei diventato tifoso del Napoli? Continuo il commento di... E allora come... Aspetta, non l'ho letto perché il commento di Maria Grazia non l'ho letto poi dopo se dovevo continuare perché, raga, mi arrivano da... La passione per il Napoli... Ah, aspettate. Ogni napoletano, ogni napoletano ha un neo brutto, parenti juventini, figli, fratelli, migliori amici. Siamo la vostra ossessione.
Catanza, ma quale ossessione? Ossessione. Voi siete voi che state appresso a noi, che ci hanno nominato sempre, no? Da me la prima, 4 primo accesso diretto alla Champions, senza preliminare. No, Antonio, 3 accesso diretto, 3, perché mo noi la terza andiamo a fare i preliminari. Le prime 3 andranno accesso diretto, informati bene, e la quarta andrà a fare i preliminari di Champions League. Quinta e sesta accesso diretto Europa League, settima va a fare i preliminari di Europa League. Catanzaro saluti da Cardiff. Catanzaro saluti da Cardiff, Fabio Sabatini. Catanzaro veramente salutaci Cardiff. Su Facebook non rispondo più dietro. Su Facebook non rispondo più. Secondo te per il Napoli cosa gli serve per fare il salto di qualità? Una bella e solida difesa con un portiere e un altro attaccante. Un centrocampo stiamo a posto, vai giù. Te Pip, lasciami se voglio sti nickname, te Pipe. Dove non ti vai a cuccare, fra poco, quando sono 25, vai giù, fra 5 minuti finisce la live. Solo 5 minuti, vi saluto, finisce la live, è stato un piacere. Paolo, grazie. È stato un piacere, però voglio fare live breve, pure un po' spesso, però brevi. E mi piace pure stare con voi, non è che altro che Sky calciomercato, solo Domenico Cona. Andrea, vai, esagerato. Ti ringrazio, però Sky che mi ruba in dini sicchiruto, premio non te ne riga, non te ne conto. Quindi se sei tifoso del Napoli non lo so, non ho capito, e quindi saluti tu Giettone, sì, un Giettonaro master Catanza un Giettonaro master Champions League, cavoli, niente di meno, mo sa dove però, perché si sono incastrati le due alette della Champions League, tra Cannaruzza qua e chi sta questa parte. Pure la difesa ci serve, c'è la Juventus di fronte, la difesa molto vecchia. No, la difesa a noi serve una difesa solida, ma solida. Allora là possiamo una difesa e un attaccante al posto di Pavoletti, perché Pavoletti secondo me molto probabilmente se ne andrà. Dove sai qualcosa in coppa fatti Eleno del Bayern? No, non so niente. Leggo solo notizie ma non mi soffermo su tanto. Ciao Tomei, sei troppo simpatico, meno male che ci sei tu che mi fai fare 4 risate. Viva il Sud. Gennaro Antonio Caprioli, ciao, grazie. Wes, grande Tomei, tanti saluti da Monaco di Baviera. Luigi, ciao Luigi, un saluto a tutta Monaco partenopea. Il Red Bull mette le ali. Buonanotte Tomei, spero che farai un'altra live domani, forza no. Raga, io se giustamente se c'è un po' di tempo la faccio, però io ti saluto Antonio, ve l'ho detto, è un piacere. Paolo anche a me si chiama Francesco e ti fai io, ma sicuro? Marco Carta, notte da me, un saluto da Napoli, Marco Carta. Ma Marco Carta, non vuoi andare, Marco Carta è pure Rubendino. Saluti dai quartieri spagnoli. Fabio, ciao, un saluto a te e a tutti i quartieri spagnoli e a tutta la mia bella Napoli. Perché fai live a quest'ora? La verità, perché faccio i live a quest'ora? Ma vi spiego subito. Li faccio a quest'ora perché visto l'estate, visto che abito vicino al mare, io ho una famiglia, esco con la mia famiglia ma a fare un giro in coppa a spiaggia sui lidi, quando rientro ovviamente faccio la live. Se sto a casa
e non sto facendo niente, la faccio pure prima. Quindi perciò alla fine la faccio a quest'ora. Alla fine, vai giù, parliamoci chiaro, a me non so pubblico. Io, a me mi piace, come faccio a dire, mi piace stare un po' in compagnia, di scambiare quattro chiacchiere, che mo adesso in linea ce ne stanno 40 a quest'ora, sono l'1:20, che ce ne stanno 100, per me è uguale. Quindi le live le faccio quando effettivamente ho un po' di tempo libero e mo i miei figli sono andati a coricare. Ovviamente se stanno pure svegli, chi parla di qua, chi parla di là, sembra brutto che dopo non è che posso parlare più di tanto. Cosenza nel cuore, ogni sera uscite? Sì, perché alla fine quando è bel tempo sì, poi quando non si esce ovviamente si fa qualche altra cosa, non è che quando non si esce ci fa per forza live. Il mio nome esiste anche un Marco Carta di Napoli. Marco Carta di Napoli, sì, notte come sempre, Forza Napoli. Pasquale Borrelli. Ciao Pasquale, sempre. Come vedi la questione Duvan Zapata. Duvan Zapata andrà via, Antonio. Domè, come avresti reagito se Mertens se ne fosse andato? Ci avrei rimasto male, ma proprio assai, 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 credimi, te pip. Ma io mi ha cagnato sti nickname, ci avrei rimasto male perché parliamoci chiaro, però non la... però ti dico la verità, non avrei avuto il trattamento che ho dato a quella Igualuta perché lui non andava mai alla Rubentus. Fabio, hai la moto? No, la bici. A stento c'ho la macchina, Fabio. Ti voglio Gabbiadini? No. Mm, dove hai mai pensato? Dove hai mai pensato? I fa l'allenatore. Che bella fa. Anche, anche se napoletano mi piace come ragioni, sì, no? Cosenza, grazie. Roberto Coppola, Domenico, sei sempre il grande, guardo sempre i tuoi video e mi diverto. Grazie, io. Allora, rispondo a Roberto Coppola e tanti altri che mi fanno questi complimenti. A me fa piacere che voi, pure guardando a me, vi divertite, vi faccio passare un po'. Non sapete come mi rallegra sta cosa che voi state bene pure guardando un video, pure che non so come spiegarvi. A me mi rende felice che voi state contenti. Questo è come se facesse un'opera buona. Di far sorridere qualcuno per me è un'opera buona. Questa è la cosa. Il sorriso, se lo riesci a strappare a qualcuno, tu hai fatto una grande cosa nella vita, già questa, strappare un sorriso. Non so come agisci. Dovete vedere quante volte ho pensato di andare in ospedale dai bambini, però mi c'è inventato qualcosa, mi c'è accattato un peluche per me veste, qualcosa, perché qua c'è il Salesi che è l'ospedale dei bambini. E sto organizzando, sto vedendo un po' cosa fare, ma mi devo inventare qualcosa per farli sorridere. Gli si accattava, che faccio dice, una busta di caramelle, ci porto 2 caramelle, pure una cosa. Non so se mi spiego, proprio per farli contenti. A me mi piace che la gente sta bene e sorride, mi viene a me. È importante questa cosa. Secondo te, ogni volta mi chiami Cosenza, ogni volta Catanzare, ma scusa, mi devi scusare, non è per cattiveria, non è per cattiveria, ma talmente che leggo veloce, Cosenza, subito, non è per cattiveria, mi devi proprio scusare, non è per cattiveria, può essere Catanzaro.
Catanza. Però non cominciamo sempre 03. Domè ti piacerebbe avere scritto a Napoli? Sì, certo. Saluti Sicchi G, Sicchi Luta, non so come si chiama bene. Luca, aspetta un attimo, vabbè, infatti Domenico quando sono nervoso mi guardo i tuoi video e sto benissimo. A me mi fa piacere sta cosa. Addirittura è bello perché voglio pure i bambini, ci stanno certe creature che si addormentano vedendo i video miei. Ma due sue cose, o perché sono simpatico o perché faccio l'effetto sonnifero. No, questo non lo so. Domè che lavoro fai? Un po' di tutto perché non c'è un lavoro stabile, un po' il lavaggio, un po' il muratore, un poco cameriere, facciamo un po' di tutte cose. Tra Bacca e Icardi, chi è il più forte? Tra Bacca e Icardi, bello. Chi è il più forte? Tra Bacca e Icardi. Ma Icardi sono due giocatori che alla fine hanno stili diversi di giocare, quindi alla fine sono due grandi giocatori, però se la squadra gioca per Icardi, allora Icardi fa qualcosa, se la squadra gioca per Bacca, allora pure Bacca fa qualcosa, però Bacca vedo che si sacrifica di più per la squadra, Icardi no. A proposito del like, mo Marco Carta stavo leggendo, ma io non vi cerco mai un like, voi nei video miei, non vi dico mai, mettete, ogni tanto esce chi lo fate che esce la musica iniziale, sempre Forza Napoli, sempre e comunque Forza Napoli, mettete un like al canale, però mettitelo un like, non vi facete dice sempre, è normale, se vi fa, allora se vi divertite, non vi dico che mi darà una cosa i soldi, chi se non ne può. Però contribuite a mi fare una cosa i soldi con like. Stiamo sempre là. Non è che vi cerco, vi faccio per un conto corrente oppure un banco posta, la posta pay e mi date i soldi. No, mettete un like, voi col vostro like contribuite a farmi guadagnare pure qualcosa. Oh no, voglio. L'altra volta mio cugino a 8 anni si addormentò con un tuo video. Ecco, roba. Ma non lo dico perché. Allora, io non lo dico perché così per darmi le arie, no, perché parecchi bambini, pure i genitori, mi contattano che mi dicono, dove lo sai, poi ho addirittura una bambina qua che va a scuola con mio figlio Michele, quella tutte le notti, sempre, se vede i video miei, sempre, non se ne perde uno, non se ne perde uno. Dici un nome di un giocatore che vorresti comprare a Napoli? Benzema. In attacco, Benzema. In difesa, Ramos. Chi si suoi nomi? In difesa, Ramos vicino a Koulibaly. Maronna, al bacio. Domi, se fai una dedica speciale a quel Rubentino, sì che G, te ne metto 300 di like. Ma uno solo ne vale. Ma chi Secchi G? Ma chi è stu Secchi? Voglio capire chi è stu Secchi G. Chi è? Voglio stare 8 minuti sopra. Io faccio che 30 staccamo. Ma voi mi date intrattenimento. Io vedete, stento a chiudere perché a me fa piacere stare con voi.
per piacere l'Avellino in Serie A. A me mi farebbe piacere tutte le squadre campane in Serie A, però vedo che pure Salerno canta cori razzisti, pure gli avellinesi, non mi sembra giusto. Invece i beneventani no, non l'hanno mai cantato. Videi, Ibrahimovic, dov'è? Ibrahimovic è infortunato. Mo se è rutta interna e esterna che gli ho crociato, è infortunato, voglio Ibrahimovic. Allora, Maria Grazia, è la quarta volta che lo ripeto. Allora, Maria, tu non li vedi i commenti, ma se ti metti dall'altro lato, se ti metti un coppo di vano vicino a me, ti faccio vedere quanti commenti scorrono e non riesco a leggerli. Quindi, mo mi sei capitata davanti e ti sto leggendo. Il mio commento comunque Pavoletti e soldi inutili. Se ne va ho una delusione. Questo non ho capito. Sì, sono soldi inutili perché l'hai pagato 25 milioni e te lo sei preso addirittura infortunato. Mo se tu lo vendi a 20 già persi 5 milioni, potete incoppare la panchina, Pavoletti. Io però se non me lo vendo a Pavoletti, se non ce lo vendiamo a Pavoletti, a me ne sarri a te fa giocare, lo deve dare fiducia, perché se no un giocatore tanto prende forma quando c'ha più continuità, ma se lo teniamo sempre là come è successo quest'anno, che pure Milik ha tenuto poi dopo all'ombra pure molto spesso, è vero che veniva dall'infortunio, però molto spesso, e quindi a roppo lo bruciamo e svalutiamo tutti i 25 milioni. A roppo non abbiamo pagato 25, roppo abbiamo vinto 15, perché effettivamente non giocando sta fuori forma e ovviamente costa di meno il suo cartellino. Non so se mi spiego, Maria. Ma per quanto riguarda, è la quarta volta che tu dici, passano tanti commenti e quindi non riesco a leggerli tutti. Poi ma mi sei passato di nuovo davanti e ti ho letto. Ecco, vedi come adesso Fabio Sabatini, buonanotte, anche, e anche Acerbi, secondo te? Acerbi sì, però non funziona. Ma la live va bene, raga? Mi vedete? Giusto? Marco Carte in realtà sono i giocatori che si devono ambientare, non mi sembra sta tragedia. Ah, mi vedete bene? E prima? Ma perché prima si era bloccato, non ho capito. Ah, ok. Raga, però zero tante belle cose. Raga, mo però preferirei Qualuta a Napoli, la punta. Ma quali Qualuta a Napoli, Giuseppe? Ormai la Munnez già ammietato. Ma si può stare sta. Ah, prima si era bloccato. Boh, e prima mi è uscito il messaggio, ma non lo so, forse è un problema di linea. Comunque raga, ma adesso dai, vi saluto perché già sono andato oltre la mezz'ora di live, è tardi, 43 minuti di live, voglio. Vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo live che non so quando, se è domani sera, se in queste sere, non lo so. Però vi mando un bacione, voglio. Buonanotte a tutti, grazie della compagnia, non vi dimenticate di mettere il like, di iscrivervi al canale. Buonanotte, sempre e solo Forza Napoli, voglio, perché tutto il resto è sempre Munnez e si chiude. Ciao, voglio, un bacio e Forza Napoli, alla prossima.
Ciao belli.